Prima con Anna Cavallaro parlavamo proprio del suo cavallo, dell'Angers, lo stiamo inquadrando visto che così facciamo vedere anche le cose che sono accadute prima ma che non erano documentate per gli ospiti che erano qui seduti nel nostro studio. C'è Nelson Vidoni, vedete, con il cavallo appunto della Cavallaro. Stanno facendo anche adesso vedere appunto come funziona questo bellissimo sport che è il volteggio. Io chiedo scusa al presidente di FISE-Veneto, ma penso che lei sia d'accordo se aspettiamo un secondo. No, così vediamo appunto come funziona. Siamo d'accordo? Assolutamente. Perché abbiamo queste occasioni di poterlo far vedere, anche perché è una cosa bella che lui spiegava, che quando poi addestra i cavalli, li prepara, talvolta sono addirittura senza la lunghina, ma i cavalli riconoscono la sua voce e fanno il movimento passo, trotto, galoppo in un senso o nell'altro, semplicemente ascoltando l'indicazione a voce della persona. Confermo, l'ho visto, ma mi meraviglio considerando la grande esperienza che ha. Considerando la grande esperienza di Nelson. Allora, lo facciamo vedere perché credo che sia appunto, lui parlava prima proprio del rapporto che ha con il cavallo, e credo che una delle cose che sono accadute in questo suo mandato da presidente sia quella anche di valorizzare sport che magari molti non conoscevano, tra questi questo bellissimo sport che è il volteggio. Qui stiamo vedendo la preparazione del cavallo, per esempio, di questa grandissima campionessa che è Anna Cavallaro. Io la ringrazio, non è che il merito sia mio o sia nostro in effetti, perché storicamente loro... Sì, però il fatto di farlo conoscere, dico. Sì, questo assolutamente, farlo conoscere, sostenerlo senza ombra di dubbio è un'eccellenza per la nostra regione, ma anche a livello italiano. Ovviamente Nelson Vidoni e Anna Cavallaro, insomma, non hanno bisogno di presentazione. Ricordandovi che alle 6 sui social abbiamo già comunicato, sarà qui con noi il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Presidente, io la invito a presentare il suo braccio sinistro e il suo braccio destro, in questo caso solo la posizione geografica in questo momento. Certamente. Allora, alla mia sinistra è il dottor Davide Gallo, il vicepresidente vicario. Alla mia destra la dottoressa Roberta Pacagnella, vicepresidente onorario. Braccio sinistro, braccio destro. Tutti gli effetti. Non possiamo fare altrimenti. Allora, parliamo di questo mandato. Intanto, se possiamo tornare, sta montando, chiedo scusa, perché insomma è bello farlo vedere, abbiamo detto lo stiamo facendo conoscere questo sport, siamo in questi momenti in diretta. Chiedo ad Alessandro Vianello, c'è proprio Cavallaro che con il suo costume credo si sta preparando. Cerchiamo di cogliere il momento, se riusciamo a vedere l'esibizione. Intanto però possiamo comunque sia parlare anche con lei. Stiamo parlando di questo lavoro fatto da FISE-Veneto. Quali sono stati un pochino i punti su cui avete lavorato di più, i punti salienti, i punti qualificanti di questo lavoro che state facendo in questo mandato federale? Da un punto di vista umano, diciamo così, ci siamo impegnati fortemente e lo stiamo facendo tuttora per creare un clima più armonico, un clima di coesione e veramente di grande senso sportivo, di lealtà sportiva, a iniziare dai giovani e anche fino ai tecnici e ai cavalieri, perché è fondamentale in una grande famiglia sportiva, nel rispetto delle autonomie e delle individualità, è importante creare veramente un grande clima di squadra e il Veneto è sulla buona strada, ci stiamo riuscendo. Adesso vorrei fare una domanda cattivissima ai vicepresidenti, ma poi quelle cattive da metterli in imbarazzo. Chi vuole rischiare per primo? Mi dica un difetto di Clara Campese. Lo so, è cattivo, è cattivissimo. È sicuramente disponibilissima, ecco il suo difetto, è disponibile con tutti, cerca di alleviare, di raccogliere le problematiche di tutte, di interpretarle e di risolverle nella maniera migliore possibile. Sarà dura cavarsela meglio di lui, di un difetto di Clara Campese. Ci provi lei, vediamo se ci riesce. Che... Non ha difetti Clara, non ha difetti è veramente una donna di cavalli e lei ci crede tantissimo in quello che fa e nella regione, sempre, me l'ha sempre dimostrato, sempre. Io ho proprio questa sensazione. Io non le chiedo un difetto di vicepresidenti, le chiedo un suo difetto. Su cosa si fa autocritica? Sì, in effetti è che... Intanto chiedo scusa, abbiamo un ragazzo che si sta esibendo, perché parlavamo prima della presenza dei
anche dei ragazzi in questo sport che è il volteggio, che uno magari pensa sia riservato soltanto al mondo femminile, visto che possiamo far vedere dei ragazzi, mi sembra che valga assolutamente la pena. Siamo talmente in minoranza noi maschietti. Comunque sempre di atleti si tratta, anche se siete pochi. Però adesso ce n'è uno, facciamolo vedere. Sì. Dicevo, Poi si nel faccia volteggio... autocritica come presidente, cosa vogliamo dire? Ma guardi, sì, in effetti devo dire concretamente molte volte vado al di là di quelle che sono le mie possibilità, perché mi piace sempre cercare di agire, di fare di più, perché vedo, osservo, e quindi però in realtà insomma io ho i miei grandi limiti e dovrei imparare un po' a riconoscerli di più, ecco, questo sicuramente. Però insomma l'ispirazione è quella di cercare di fare sempre di più e sempre meglio. Allora, chiaramente il movimento è fatto di tante discipline, in questi giorni qui in Fiera stiamo cercando di presentarle, ci sono eccellenze appunto come Anna Cavallaro che vediamo in questo momento che si sta esibendo, e credo che siamo davvero fortunati ad averla in diretta in questo momento. Anzi, vorrei dire, mi dite che ore sono per dimostrare la diretta? Sono le 6:03, 18:03, questo per dire appunto, garantire che siamo in diretta, e sta accadendo in questo istante appunto in Fiera Cavalli. Ci sono grandi eccellenze, ci sono movimenti con più base e movimenti che hanno discipline che hanno meno base. Secondo lei dove serve lavorare di più? In questo senso, per allargare la base e quindi anche gli atleti, anche se poi parleremo di quello che non è atleti e non è gara, perché mi sembra sia molto importante. Però siccome abbiamo una grande campionessa davanti a noi, Secondo me la domanda va divisa in due parti. Uno è la necessità di fare del proselitismo e quindi di aumentare i numeri, l'altra in realtà, e quindi di allargare la base. L'altra in realtà è quella rivolta a come si può fare per aumentare i numeri delle discipline che non sono molto diffuse, quindi sono due cose diverse. Per rispondere alla prima domanda, noi ci stiamo impegnando tantissimo, perché la promozione, tutta l'attività della commissione marketing, che è un'eccellenza all'interno del nostro comitato, veramente si dà tanto da fare, per cui già questo. Poi ovviamente il miglior biglietto da visita è l'attività che fanno anche i circoli, perché è chiaro che con i clienti loro hanno il rapporto diretto, e quindi devo dire che anche in questo ci stiamo distinguendo. Tant'è vero che nell'analisi dei dati numerici, statistici, effettivamente anche il numero dei tesserati degli atleti è in crescita, così come lo è il numero dei nuovi circoli, quindi crescono, quindi questo è un segnale, il segnale più evidente che il lavoro viene fatto. Per quanto riguarda invece l'aiuto che si deve dare alle discipline meno partecipate, meno frequentate, bisogna considerare che molte discipline hanno fisiologicamente delle difficoltà pratiche o anche dei costi di partenza diversi, per cui per quanto noi ci possiamo impegnare per fare della promozione, dare visibilità a queste discipline, poi vedasi per esempio gli attacchi, ecco, che è una disciplina meravigliosa. Che abbiamo visto una bellissima giornata vissuta alle Padovanelle, una cosa straordinaria, possiamo dire, tanto è vero che mi pare di capire che a livello nazionale si vorrebbe ritornare alle Padovanelle, perché è stata una giornata indimenticabile. Sì, sicuramente sarebbe stato anche molto interessante che a livello regionale si potesse ripetere questa esperienza. Diciamo, la gestione delle Padovanelle avrebbe dato una teorica disponibilità, però come tutte le cose devono essere anche sostenute economicamente, perché è così, si sa. Quindi per quanto ci si impegni non sono mai abbastanza. Queste poi sono scelte anche politiche che non riguardano ovviamente solo noi. Per cui insomma comunque ci diamo da fare. Questo una cosa che per me è stato straordinario scoprire, conoscendo, frequentando Clara Campese ormai quasi da un anno, è come lei viva e veda questo mondo non soltanto in chiave, come uno potrebbe pensare, olimpica, cioè non soltanto come sport, non solo come gare, atleti, vittorie, sconfitte, classifiche, ma viva questo mondo davvero a 360 gradi nel rapporto tra uomo e cavallo in tutte le sfaccettature. Ho passato una bellissima giornata per esempio con lei proprio a Verona, ospiti di Rana, dove ho visto davvero cose straordinarie in questo rapporto, e mi sono molto stupito perché ho scoperto tantissime cose, ho imparato tantissime cose. Una cosa che l'ha stupita nel modo di fare il presidente di Clara Campese? Clara mi ha
ha stupito perché è comunque è sempre disponibile e si preoccupa sempre degli altri. Prima vengono gli altri e poi viene lei, e quindi questo è ammirevole secondo me proprio, e mi ha stupito molto, quindi rispondendo alla sua domanda. Stessa domanda, intanto se poi vogliamo tornare con le immagini sul campo, perché è davvero bellissimo e credo che siamo davvero fortunati ad avere questa possibilità di farlo vedere in diretta. Uno stupore nei confronti della sua attività, o qualcosa che non si aspettava. Conoscendo Clara già da qualche anno, avendo già collaborato con lei in precedenza, la cosa che mi stupisce da sempre, mi ha stupito e continua a stupirmi, è la sua instancabile voglia, la sua instancabile passione per il nostro mondo, che fa vivere appunto il cavallo non solo come uno sport, non solo come una gestione di un comitato, ma come una vera passione a 360 gradi. Questo fa sì che Clara si spenda, o forse anche più delle sue possibilità e delle sue forze, per tutti e per tutto, ed è veramente la locomotiva trainante non solo del nostro comitato, ma di tutta la nostra regione, del nostro mondo, del nostro sport. Io, quando si parla di un mandato, a prescindere da quale poi sia il mandato, può essere politico, amministrativo, chiedo a chi ne è protagonista che cosa vorrebbe che si dicesse di lui, di lei, una volta che questo mandato sia esaurito. Qual è il ricordo che vorrebbe gli altri avessero di quello che lei ha fatto? Sì, la prima cosa in assoluto è che si possa dire che abbiamo lavorato per lo sport. Questa è la prima cosa in assoluto, sport in generale e per il cavallo ovviamente in generale, ma per la società. È tutto un aspetto conseguenziale. Mi sembra molto importante il fatto che poi si parli per esempio molto del rapporto del cavallo con i bambini, che spesso non lo conoscono. Mi risulta che pare che da una statistica risulti che almeno il 50% non abbia mai visto un cavallo dal vivo, e quindi la voglia di portare questi animali vicino alle persone credo sia importante. Sì, questo è fondamentale, l'ho detto anche in qualche altra intervista, mi sembra ieri. Il cavallo, che è un grande maestro, non mi stancherò mai di dirlo, un grande maestro di vita, va veramente per i giovani e per i bambini. Non entro nel merito, tanto chi ama questo animale sa benissimo quali sono questi aspetti, che bisogna cercare di evidenziare però ancora di più, perché ancora molte volte si fa coincidere l'attività equestre con la tecnica equestre e l'apprendimento della tecnica equestre. Questo è fondamentale, ma non c'è solo questo, ci sono altri aspetti più legati al sentire, all'aspetto emotivo, all'aspetto spirituale che il cavallo evidenzia, e è molto importante perché noi viviamo anche con il cuore, non solo con la mente. A me ha colpito per esempio, non so se gli avessi raccontato, noi ci siamo visti ad Arsego per parlare di cavalli, proprio diciamo per far capire dove il cavallo diciamo purtroppo viene mangiato, che la FISE propone un'altra cosa e proprio va lì per far capire che esiste un altro mondo. Mi ha colpito una giovanissima che aveva un progetto per i bambini autistici, che lavora con i cavalli e i bambini autistici, e un bambino che non aveva mai parlato, quando era finito il suo percorso con il cavallo e finiva l'esperienza, ha detto: posso tornare a trovarlo. È un'emozione straordinaria. Se mi permette aggiungo una cosa, poi volevo dire un'altra cosa, però a questo proposito è importante perché il cavallo vede, non distingue se è ricco e se è povero, non distingue se è intelligente o se è meno intelligente, non distingue dividendo se è normodotato, diversamente abile. Lui accoglie tutti e si adegua alle persone, si mette a disposizione. Io cerco di immaginare quel papà e quella mamma che ha visto il bambino dire le prime parole in vita sua a un cavallo. Deve essere stata credo un'emozione non c'è medaglia d'oro olimpica che penso possa pareggiare quell'emozione, e credo che questo sia un po' lo spirito del suo mandato. Mi dica se ha colto assolutamente nel segno. Se mi permette vorrei però spendere due parole, perché qui tutto mi sembra adesso tutte queste argomenti sono rivolte a me, però credetemi, e sono molto sincera, tutto quello che il Comitato Veneto sta facendo veramente non è merito mio, ma veramente è il merito del lavoro di tutti i miei consiglieri, perché tutte queste persone sono veramente delle bravissime persone, sono delle persone che dedicano con passione parte del loro tempo, sacrificando il tempo anche per le loro famiglie,
in modo gratuito per una missione che è quella di fare crescere la regione. Quindi io veramente voglio ringraziare i miei vicepresidenti che sono veramente, guardi, mi viene la pelle d'oca, non mi capita mai di riconoscerlo, te lo devo dire. Sono veramente, la mia squadra è una squadra che io auguro a tutti i presidenti. Io vorrei chiedere una cosa, se siete d'accordo chiedo a Alessandro, per far vedere che siamo in diretta, vorrei portarmeli a bordo. Allora, venite un attimo con me, facciamo vedere che siamo in diretta. Andiamo verso diamo un tempo di recuperare il mezzo per andarci a avvicinare appunto ad Anna Cavallaro, quindi facciamo vedere. Lo so che poi nelle regie quando fai queste cose si disperano perché sono un po' indisciplinato. No, solo questo usiamo, lo penta pure giù, è solo questo collegato in questo caso, sì. Allora, appena mi dà il via, ci dà il via Alessandro, andiamo a far vedere. Questo è proprio per raccontare che è tutto in diretta, avete visto fino adesso appunto il volteggio. Possiamo andare? Allora, andiamo verso il campo di gara e vediamo appunto le atlete, ci portiamo qua così facciamo vedere appunto che è tutto in diretta, è tutto vero, non stiamo fingendo nulla. Ecco, li guardiamo, ecco, li vediamo, stanno finendo, ci dispiace che Anna, puoi venire? Ecco, li facciamo vedere che siamo in diretta. È tutto vero, ormai ti abbiamo fatto vedere. Cosa vogliamo dire di questa atleta? Che è una grande persona, e quindi un atleta deve essere una grande persona a 360 gradi, da quello che ha dentro a quello che ha fuori nel fisico completo. Siccome l'altro giorno voleva convincermi che era vestita da lupo, non ho capito come. Oggi da pittore, e c'è tutto un filone tra tecnica e libero. Oggi immaginavo il mio dipinto e domani forse lo completerò. Grazie mille, abbiamo fatto vedere. Intanto se riguarderai il video, la diretta che abbiamo fatto adesso, ti vedrai perché abbiamo ripreso in lungo e in largo. Così guardo gli errori, domani correggo. Grazie mille Anna. Grazie Anna, grazie. Allora, credo Ciao. che abbiamo raccontato, io vorrei chiedere, intanto vorrei ringraziare per la loro partecipazione i due vicepresidenti. Si è tranquillizzata? Sì. È andata bene? Sì. L'ho fatto parlare troppo? No, va benissimo. Grazie anche a Davide Gallo. Grazie a voi, è stato molto un piacere. Io ve lo chiedo se lei ha tempo di tornare con noi tra. Che ore sono? Chiedo scusa? 17:20. Fra 40 minuti che arriva Luca Zaia. Ci fa compagnia? Certo, ma come posso mancare? Ci sarò sicuramente. Promesso. Torno. Parola di Lupetto. Non ci vuole parola qua, è certo che ci sono. Ah, ok, abbiamo EP. Ah, perfetto. La linea Roberta Zozzi, poi salutiamo, ma ripeto, abbiamo conquistato la presenza di Clara Campese anche fra 40 minuti. Roberta, a te la linea. Grazie Fabio per aver già detto ai nostri ospiti che mi trovo all'interno del padiglione 6 allo stand EPN. Raggiungo subito Gabriele Gallina che lui 4 anni fa ha deciso di cambiare la sua professione. Da istruttore ha creato questo meraviglioso marchio. Sentiamo un po' com'è stato cambiare da stare tutto il giorno al campo con gli allievi così via e a trovarsi a produrre degli ottimi prodotti per l'equitazione. Ciao Roberta, grazie per la bella domanda. Allora, io ho fatto l'istruttore per moltissimi anni, a un certo punto ho voluto nuovi stimoli nella mia vita e ero molto appassionato di abbigliamento. Ho collegato le due cose, l'abbigliamento all'equitazione, e ho cercato di fare dei prodotti tecnici molto comodi. A me piace molto il colore, ho un po' usato con i colori. Ho approfittato del mio nome che è Gallina, di base sono sempre felice e ho fatto la EPN. Allora andiamo a vedere nel dettaglio qualche particolare. Se per favore Rai TV ci vuole inquadrare questo bellissimo logo che ha creato, come ci ha già spiegato, come mai c'è questa gallina che ricorda il cognome di Gabriele. Un particolare di questi pantaloni? Allora, questi pantaloni hanno un tessuto tecnico che è altamente confortevole, non si sentono le cuciture, non danno fastidio, non danno stress e tenendoli dalla mattina alla sera ti rendono la giornata molto più confortevole. In più hanno una durata veramente notevole. Immagino dunque che oltre al pantalone ci siano anche giacche e altre t-shirt, felpe. Giacche da concorso, giubbotti, felpe, camicie tecniche e
anche i giubbotti come questo che ho io addosso è fatto con gli stessi tessuti che usiamo per fare i pantaloni, il che vuol dire che hanno molta traspirabilità, essendo pur leggeri mantengono molto caldo. Perché comunque ricordiamo che anche per andare a fare l'equitazione tutti i giorni così ci vuole sempre dell'abbigliamento adatto. Assolutamente sì, siamo all'umidità dalla mattina alla sera, anche un istruttore che ha i piedi nel bagnato tutto il giorno sente il freddo, sente l'umidità e bisogna stare comodi e bisogna poter fare dello sport senza poi rimanere sudati tutto il giorno. Allora che dire, noi ringraziamo Gabriele Gallina, invitiamo tutti quanti a passare qui da lui al padiglione 6C3. Grazie Fabio per la linea, ci rivediamo poi in studio. Grazie a tutti, buona giornata e buon proseguimento. Invece anche visto giovanissima, vi ricordo gli appuntamenti: domani ritorniamo alle 14 alle 16 alle 17 e adesso non ho il telefono in mano ma credo che siano non so che ne sono, ma penso mancheranno 35 minuti, non lo so, francamente dovrei guardare, attenzione non ammazzate Alessandro, dovrei guardare l'orologio in diretta, così diamo il senso. 17:23, quindi mancano 37 minuti e arriva il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Grazie a Roberta che ci ha presentato appunto lo stand precedente. Ci vediamo tra mezz'ora.